bentornate. Eccoci pronti per un'altra puntata di Chiesa in Città. Siamo in compagnia del Vescovo Monsignor Enrico Trevisi, che ringrazio per essere il nostro ospite, poi di Laura Travan, che è direttore della struttura complessa di neonatologia e terapia intensiva neonatale del Burlo, e poi sono con noi Fabiana e Kevin Danton Serra, che sono dei genitori che racconteranno una loro esperienza molto importante, che poi è l'architrave di questa trasmissione, perché nello svolgere l'argomento che è prendersi cura, oggi Monsignore ci prendiamo cura, diciamo così, della vita, ci prendiamo cura della vita dei bambini più fragili, dei bambini che hanno più bisogno. Sì. Diciamo che questo tema è soltanto un pezzettino di un tema molto più ampio, che è quello di essere accoglienti nei confronti della vita. Soffriamo in quest'epoca di inverno demografico, però sentiremo anche un'esperienza invece un po' diversa e che ci fa pensare. Però all'interno di questo ecco che ci sono anche, se ogni bambino è fragile, ha bisogno di essere accolto e accudito, ci sono poi delle situazioni di estrema fragilità. E allora ecco che è bello se noi riusciamo a costruire sempre di più una società nella quale c'è il prendersi cura anche delle situazioni di maggiore fatica, di maggiore fragilità. Siamo anche in una città dove ci sono delle eccellenze, tra queste c'è anche il nostro ospedale, il Burlo, e allora ecco che c'è qui con noi una dottoressa che ci aiuterà in questo, e c'è la testimonianza di una famiglia che è capace di accogliere la vita anche quando presenta delle situazioni che ci mettono molto in inquietudine, ma c'è anche la grazia del Signore. Ma non voglio anticipare troppo. Prima di parlare con Fabiana e Kevin, chiedo alla professoressa Tavan, alla dottoressa Tavan, noi siamo abituati a, chissà perché, per una questione di, che ne so, di educazione, persino anche di pudore in certi casi, a non concentrarci su quando, diciamo, una gravidanza non va bene, no? Nel senso si ritiene che i progressi della scienza siano tali da non farci preoccupare più di tanto, posto che per certi aspetti non bisogna preoccuparsi più di tanto, però è anche vero che queste eventualità ci sono, e immagino che per voi, ancorché, adesso non voglio fare una gaffa, da anni abituati a tutto ciò che questo comporta, non è facile, immagino. Assolutamente, questa sua domanda mi dà modo di portare un elemento che le donne non conoscono molto spesso, cioè che una donna su due va incontro alla perdita durante la gravidanza di un embrione o di un feto. E questo già ci dà un po' la dimensione del problema, ossia che questo non deve essere vissuto come un senso di colpa e di inadeguatezza nella prosecuzione della gravidanza, ma deve essere riferito a un fatto biologico, che alle volte la natura fa esitare un'interruzione di gravidanza spontanea nel caso in cui il prodotto del concepimento non abbia le caratteristiche di compatibilità con la vita. E già questo è una cosa importante da tenere presente, e soprattutto da rendere, diciamo, da smitizzare questo discorso che la donna ha una colpa rispetto a questi eventi. Il secondo argomento che lei ha toccato è quello della cosiddetta nascita difficile. Ci sono diversi bambini che nascono in salita, con un percorso in salita. Questo può essere legato in un caso su 10 alla nascita prematura, quindi al di sotto delle 37 settimane, ma anche appunto nel caso di bambini che hanno delle malformazioni maggiori o dei quadri cosiddetti sindromici. Quindi in effetti noi diamo per scontato che una gravidanza volga al termine in maniera serena, ma questo è un evento che richiede che molte cose vadano bene, sia dal punto di vista genetico che dal punto di vista di percorso durante la gravidanza. È esatto dire, dottoressa, che ogni caso vale per sé? Assolutamente, ogni bambino ed ogni bambina ha la sua storia, ogni donna ha la sua gravidanza. L'altra cosa che noi diamo per scontato è appunto che la gravidanza sia un percorso in piano.
In realtà la gravidanza dal punto di vista proprio dell'affrontare un percorso è uno stress test. Il volume circolante aumenta anche del 50% e questo sottopone la donna e il cuore della donna ad un impegno. Quindi in effetti bisogna avere delle conoscenze scientifiche che ci fanno approcciare questi cammini in maniera più razionale per essere anche più sereni. Allora, Floriana e Kevin hanno una storia appunto molto particolare, una storia a cui io partecipo diciamo per questioni personali, perché io forse l'ho già detto, ma insomma lo ripeto, io ho perso un fratello che aveva 11 giorni, quindi benché siano passati ormai quest'anno 60 anni, fra l'altro, è sempre una mancanza che mi porterò dietro probabilmente, ma insomma questo è un caso specifico, è il caso mio. Il vostro caso è brutto dire caso, ma diciamo la vostra storia, ecco, forse è più bello. Che cosa ci dice, che cosa ci racconta? Ecco, allora diciamo che per noi quando ci viene chiesto appunto della nostra storia, diciamo che è la storia d'amore più sconvolgente, più grande che abbiamo vissuto. Ecco, questo proprio subito per chiarire proprio come la viviamo noi la nostra quotidianità. E noi siamo sposati dal 2005 e abbiamo 5 figli in terra, però diciamo che la nostra storia ha preso anche, anche dei figli che evidentemente non erano destinati alle nostre braccia, tra cui come ha detto la dottoressa, soprattutto la prima gravidanza molto spesso appunto, purtroppo si interrompe spontaneamente, a noi è successo proprio questo, e poi abbiamo avuto, all'inizio della gravidanza tra l'altro, poi abbiamo avuto un bambino che adesso tra qualche giorno farà 18 anni, e quindi una gravidanza ovviamente che è andata a buon fine, e poi subito dopo, un anno dopo, insomma, abbiamo scoperto di essere di nuovo in attesa. E questa volta purtroppo durante la prima ecografia già fu diagnosticata una malformazione che viene definita incompatibile con la vita. Si trattava di una malformazione del tubo neurale, la nostra bambina era affetta da acrania e ci fu proposta l'interruzione volontaria di gravidanza. E devo dire per grazia di Dio che a noi non ha mai sfiorato l'idea di interrompere la gravidanza, e questo per noi poi è stato veramente un elemento che ha fatto veramente la differenza nella nostra vita, sia di coppia, quindi sia matrimoniale, sia anche come famiglia. E, diciamo che nel nostro caso si trattava semplicemente di non intervenire, quindi quando a volte ci viene chiesto come mai avessimo fatto questa scelta, noi diciamo sempre che in effetti non si trattava di una scelta, si trattava di una non scelta, di un non intervenire. Sì, diciamo che sapevamo che si trattava di nostra figlia, però anche comunque di una persona con la sua storia. La gravidanza tutto sommato era una gravidanza normale, e quindi non ci sentivamo assolutamente di interferire con quella che era la sua storia. Sì, prima parlava dell'accoglimento, e queste le parole penso che tutto sommato spiega al meglio la nostra scelta o non scelta. Noi abbiamo saputo di questa bambina che era destinata a non vivere più di tanto, però non è stato messo una data, un tot di giorni o di mesi. Quindi noi abbiamo semplicemente deciso di accogliere la sua vita per quello che doveva essere, che poi all'inizio ci fu detto che forse Fabiana non sarebbe arrivata a termine, o comunque arrivando a termine sarebbe morto durante la nascita. Non sapevamo a cosa andavamo incontro. In effetti era difficile vivere questi mesi sapendo che la tua bambina non sarebbe sopravvissuta più di tanto, però noi siamo sempre stati sostenuti da nostri amici, comparrocchiani, persone che sono stati lì per noi, e nonostante la difficoltà ovviamente di mia moglie che portava questo essere in grembo, abbiamo sempre saputo che era la scelta giusta per noi portare avanti la vita di questo essere.
E quindi quando è arrivato il momento della nascita è stata una benedizione. Fabiana ha iniziato dicendo che è stata la storia di amore più grande della nostra vita. Questo può sembrare strano perché è andata a finire una vita dopo 3 giorni. Poi la bambina è nata, ma in quei 3 giorni ci ha dato tantissimo, tantissimo amore, tantissime benedizioni, tantissimo a noi come coppia. La bambina poi l'abbiamo chiamata Maria Pina, fa parte della nostra vita. Lei ha vissuto su terra 3 giorni, però ha vissuto la sua vita. E la sua vita ha toccato tante persone, non solo noi, i nostri figli, persone che conosciamo e persone che non conosciamo, che lavoravano all'ospedale, che hanno vissuto un po' di rendita della vita di nostra figlia. Capita spesso, no, dottoressa, anche immagino questo tipo di... Avete a che fare molto spesso con episodi di questo genere? Allora, direi non molto spesso, okay. Però in effetti i casi come quelli che ci hanno raccontato questa bellissima coppia, di una testimonianza di scelta di proseguire, sono sempre più frequenti, perché per fortuna la medicina va avanti. Adesso non sarebbe più etico proporre solo l'interruzione di gravidanza, per un caso come quello di Maria Pina, ma c'è quello che lo hanno ben espresso con il concetto dell'accoglienza. In termini scientifici questa cosa si chiama comfort care, cioè il fatto di dare alla coppia la possibilità di vivere in famiglia la vita come un dono. E devo dire, grazie alla collaborazione, soprattutto nella mia realtà del Burlo, con l'equipe delle cure palliative perinatali e pediatriche, questo è un percorso che da qualche anno cominciamo ad offrire in maniera attiva alle coppie. E in Italia sono circa 8 i centri con punti nascita che propongono appunto questo tipo di percorso come un'opzione, perché in effetti non c'è solo l'interruzione di gravidanza, ma anche c'è questa scelta bella e coraggiosa di vivere questo dono, è molto appropriato il termine che hanno usato questi amici, per descrivere l'esperienza di bambine come Maria Pia. Sono in grado di dare, ogni vita è in grado di donare esperienza a mamma, papà, fratellini, ma anche a noi operatori. Per cui in effetti studiamo molto ultimamente come accompagnare questa famiglia e sono molto emozionata nelle vie che per esempio oggi è successa una cosa di questo tipo, lo raccontavo prima al vescovo Enrico Trevisi, in cui la famiglia viene accompagnata vicino alla vita che se ne va ma che è comunque una vita. E si crea una memory box, quindi una scatola dei ricordi che serve per tenere comunque vicino questi bambini, queste bambine nella storia della loro famiglia. Quindi per fortuna ci stiamo avvicinando ad una vera care della famiglia in questo senso, non solo verso bambini come Maria Pina che hanno questa storia breve ma importantissima, intensa, ma anche per bambini che hanno anche storie magari lunghe, non prevedibili, che poi finiscono in questo spazio che, come hanno definito loro in maniera molto tenera, non è un bambino sulla terra ma è un bambino nel cielo, ma è sempre un bambino con la sua storia. Quindi devo dire che per fortuna anche su questo il progresso scientifico, che vede sempre di più un approccio family centered care, cioè che mette al centro la famiglia, sì. E quindi i vissuti e i desideri viene sempre più rispettato e sostenuto. Qui quando, Monsignore, parliamo di questi argomenti che, ripeto, poi toccano tutti, indipendentemente poi se uno in qualche modo ci è passato o meno, è logico, è evidente che molto ha aiutato Fabiana e Kevin anche la fede. Certo, ma è evidente che la fede ha a che fare con tutta la vita, tutte le dimensioni, per cui anche con la dimensione della professione, per cui le motivazioni per le quali si sceglie anche un lavoro di cura, nelle quali talvolta ci sono anche sofferenze, perché essere vicino dei bambini malati, alle loro famiglie, evidentemente comporta sì quella professionalità, ma anche delle motivazioni per restare e per riuscire
ad accompagnare in modo adeguato. E poi certo anche i genitori, è vero, sì. Io penso che la fede ci deve sorreggere dentro la storia un po' imprevedibile che abbiamo, ma non siamo soli, siamo accompagnati. Siamo accompagnati dal Signore, ma anche, l'hanno detto bene prima, tanta gente che con loro ha camminato, per cui quando la comunità cristiana diventa qualcosa di vivo e che sa condividere gioie, speranze, ma anche le malattie, le sofferenze, le fatiche, allora è la vera comunità cristiana e siamo tutti chiamati a rigenerarla. Per di più stiamo parlando di qualche cosa come che ci sembra proprio un po' una contraddizione, per cui invochiamo davvero la grazia del Signore, il suo aiuto. Da una parte la vita che fiorisce e dall'altra parte tutte le inquietudini, i timori, le domande che facciamo anche al Signore e saper vivere questo nell'amore. Ecco, sì, questa è la grande sfida, che nella fede noi siamo chiamati... Adesso stiamo parlando di questo tema, ma se ci guardiamo attorno nel mondo, quanti altri temi pure ci chiedono di non lasciarci abbruttire dal male, dalla violenza, dalla guerra che ci circonda. La particolarità del tema di oggi è che da una parte c'è la vita che fiorisce e dall'altra parte una malattia, perché se fosse invece la guerra che uccide i bambini, allora diciamo è responsabilità umana e qui siamo molto più decisi nel dire beh, c'è dietro un peccato, c'è dietro una colpa. Quando invece c'è la malattia siamo un po' inquieti, no? Di dire perché. E qui c'è davvero un percorso di maturazione di fede. D'altra parte tutti ci sperimentiamo fragili, deboli, che non sappiamo tante cose del nostro futuro, vivere con una fede che mi consente di non sprecare il tempo, le relazioni, le opportunità che ho di amare e di essere amato. E anche un bambino appena nato sa esprimere a suo modo questo mistero di amore che viene da Dio e i genitori a maggior ragione. Dobbiamo chiudere perché oggi veramente il tempo, è brutto dirlo, che con questo argomento abbiamo, come dire, il tempo è veramente volato, però c'è una cosa, talvolta chiudo io, faccio io la chiusura, una cosa che ha detto la dottoressa che penso sia veramente molto, molto interessante e anche molto bella, per citare un aggettivo che a lei piace adoperare. Questa bambina fa parte della storia della vostra famiglia e credo che questa sia la cosa più dolce che si possa dire, no? Nonostante tutto voi ne parlate, i vostri amici ne parlano, i vostri parenti ne parlano, i vostri figli ne parlano, per cui credo che questa sia proprio la cosa più importante da sottolineare, no? Come anche chi ci tocca per poco tempo, anche chi non conosciamo, non abbiamo conosciuto, non abbiamo interagito con questa persona, però comunque rimane parte di noi e parte soprattutto della storia della nostra famiglia. Credo che questo sia veramente un messaggio che possiamo lanciare. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie soprattutto a voi per aver raccontato la vostra storia. Noi ci vediamo la prossima settimana.